La seduta è aperta. Ancora prima delle comunicazioni? Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Congedo dell'onorevole Pace. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Cracolici. Prego, onorevole. Presidente, io la ringrazio. Devo dire che non prevedevo, venendo stamattina all'Ars, di dover fare questo intervento che sto per fare, però ritengo opportuno farlo perché avevo la sensazione che arrivando all'Ars, dove c'è la barra per entrare, ci fosse poi una telecamera, qualche giornalista, che mi diceva che qui siamo su scherzi a parte. Perché è evidente che stamattina leggo Repubblica e scopro che la maggioranza parlamentare si sarebbe determinata nel provare a fare un disegno di legge per consentire il voto a suffragio universale, l'elezione diretta in Sicilia, rinviando le elezioni provinciali che sono state fissate con decreto del Presidente della Regione qualche giorno fa per il 15 dicembre. Ora, al di là del fatto che poi scopro che è stato depositato ieri un testo che è stato assegnato, per la verità ancora non abbiamo neanche la comunicazione dell'assegnazione del testo alla prima commissione, che la prima commissione ha immediatamente iscritto al punto all'ordine del giorno e fissato addirittura i termini per gli emendamenti, se non sbaglio lunedì, e che quindi si è avviata una procedura che in qualche modo consentirà a questo Parlamento, attraverso la prima commissione prima e poi la commissione bilancio, se ci dovessero essere oneri finanziari, e poi il Parlamento, a rioccuparsi, non so per la quantesima volta, della stessa questione, sulla quale qualche settimana fa, qualche mese fa, si era pronunciato in maniera tombale il tema, anche perché ci pare del tutto evidente che ad oggi, e non sono cambiate né le argomentazioni né le ragioni giuridiche, che impediscono ad oggi a fare cose diverse da quanto previsto dalla legge del Rio. Tra l'altro ho scoperto che oggi nel Parlamento nazionale si stava discutendo e si sta discutendo la norma sullo statuto speciale della Regione Friuli, che nelle sue proposte di modifiche sottoposte al Parlamento prevede l'elezione a suffragio universale e diretta dei presidenti delle province di quella regione. Mi sono chiesto, visto che da tempo, almeno da 2 anni, per la verità anche il predecessore, cioè Musumeci, ne ha fatto di questo un cavallo di battaglia, almeno a parole, mi sono chiesto come mai il centrodestra, che ha la maggioranza in Parlamento, non abbia fatto un emendamento a quel testo con 2 righe, che la Regione Siciliana è autorizzata al voto per le elezioni dei liberi consorzi e delle città metropolitane in deroga alla legge vigente, che è appunto la del Rio. Basterebbe una legge del Parlamento per consentire alla Sicilia di votare a suffragio universale per i presidenti metropolitani direttamente eletti dai cittadini, tutto quello che si vuole, ma con un principio autorizzativo che ci consente di derogare a ciò che oggi è un obbligo sostanziale, perché, è inutile lo ripeto, la del Rio è una grande riforma economico-sociale.
Ma al di là di questi aspetti, diciamo, che ritengo, non so se sono volutamente non utilizzati, perché io temo che su questa questione è più la propaganda che l'obiettivo reale di far votare per le province, e io credo che tutto si può consentire, ma dopo 12 anni che sono commissariate le province non si può più consentire. 12 anni, la prima è stata Ragusa nel 2012. Dopo 12 anni non si può più consentire questo giochino e giochetto. Ma perché sto intervenendo? Perché vedete, noi stiamo giocando col fuoco. E lo dico chiedendo a tutti i deputati di assumervi la responsabilità delle cose di cui ci stiamo occupando. Attenzione, siamo nel solco della grave violazione statutaria e come tale motivo di scioglimento dell'Assemblea regionale siciliana. Aggiungo, potete fare tutte le leggi che volete. Il signor Cracolici, ve lo dico oggi per domani, presenterà un minuto dopo il rinvio delle elezioni o soprattutto il giorno dopo le nuove elezioni, anzi lo farò prima a prescindere di chi vincerà, per chiedere l'annullamento del voto, perché non potrà esercitarsi con diverso sistema elettorale se non quello previsto dalla legge del Rio, il rinnovo delle elezioni provinciali, tranne che il Parlamento non faccia le modifiche che consentano alla Sicilia di derogare a quella legge. Io credo che siamo arrivati a un punto, come dire, ormai ridicolo. Ridicolo. Stiamo superando. Ma dico, non ci interroghiamo che a 2 mesi da quello che appariva essere la data per le elezioni, per le elezioni fissate dal Presidente della Regione, dove consiglieri, amministratori si stanno comunque provando a capire come organizzarsi per queste elezioni, di introdurre un ulteriore elemento di destabilizzazione. O c'è una preoccupazione, che è quella che i deputati regionali pensano che l'unica cosa da fare è non far votare mai più le province, perché l'eventuale elezione di organi nelle province apre una competizione ulteriore rispetto ai propri collegi elettorali per ognuno di noi. Parlo di me stesso per parlare a tutti noi. E quindi un giorno rinviamo, un giorno cambiamo, un giorno forse, tutto perché da qui al 2027, quando scadrà questa assemblea, non ci siano potenziali competitori nei collegi provinciali che possano minare la rielezione di ognuno di noi. Capite che siamo dinanzi a interessi privati in atti d'ufficio. Ecco, io Presidente mi auguro che già a partire dalle procedure, ripeto, oggi c'è all'ordine del giorno di una commissione un testo che ancora non ci è stato comunicato, non ci è stato comunicato all'Aula che è stato depositato e che ci è stato comunicato di essere stato assegnato. Quindi abbiamo anticipato tutte le procedure. Nessuno pensi di poter fare quello che vuole perché non è a casa sua. C'è un regolamento e si rispetta il regolamento nel rispetto di tutti. Mi auguro che questa buffonata venga fermata in tempo. Grazie onorevole Cracolici. Dico, io ora dovrò dare la parola all'onorevole Ardizzone. Onorevole Cracolici, lei mi aveva chiesto in ordine per quanto concerne l'ordine dei lavori. L'ordine dei lavori in questo momento riguarda un altro DDL, un'altra questione che non è attinente a... però l'ho fatta completare il ragionamento, però adesso sono abbastanza convinto che ci potrebbero essere altri interventi che vengono richiesti sull'ordine dei lavori e che poco avranno a che fare con l'ordine dei lavori. Ciò non di meno ha chiesto di intervenire l'onorevole Ardizzone. Grazie. Allora, l'onorevole Ardizzone interviene dopo. L'onorevole San Martino, il congedo dell'onorevole San Martino. Onorevole Cracolici, lei sa bene che da parte mia abbiamo sempre cercato di essere molto rispettosi anche sui tempi, ne abbiamo dato dimostrazione anche nella passata finanziaria con i 45 giorni che hanno assicurato ai parlamentari di poter compiere tutti i lavori nei periodi stabiliti
e certamente ci sarà sempre la salvaguardia di quello che è il nostro regolamento dell'Assemblea. Noi però oggi parliamo di altro. C'è una interlocuzione col Presidente della Commissione quarta che rispetto a un disegno di legge che ha all'interno della Commissione che stanno esitando ha chiesto di poter approfondire per trovare un percorso comune che possa possibilmente riunire i testi in un unico disegno di legge. Pertanto noi sospendiamo l'Aula per mezz'ora e convoco una conferenza dei capigruppo in sala lettura. La seduta è sospesa. La seduta riprende. Allora, colleghi, abbiamo terminato con la conferenza capigruppo. Vi dico quanto stabilito. È emerso all'interno della conferenza dei capigruppo di voler approfondire l'articolato del disegno di legge ad oggi in discussione e gli emendamenti che sono stati presentati. Quindi la proposta della conferenza capigruppo, la decisione della conferenza capigruppo, anche in virtù del fatto che è emerso che si vuole inserire all'interno di questo disegno di legge il salva casa e lo si vuole inserire così come è stato approvato a livello nazionale, senza nessun'altra modifica o distinzione. In questi giorni verrà fatto questo ulteriore lavoro da parte, diciamo, dei colleghi deputati e dopodiché martedì 29 inizierà la votazione dell'articolato del disegno di legge. Quindi martedì alle ore 15 inizierà la votazione del disegno di legge che verrà, come dire, modificato o comunque che apporterà gli ulteriori approfondimenti che sono stati richiesti dalla conferenza dei capigruppo. Quindi, colleghi, se non ci sono interventi, onorevole Burtone e poi l'onorevole Ardizzone. Prego, onorevole Ardizzone, a lei la parola. Grazie Presidente. No, intervengo solo per chiedere un po' di tregua a questa maggioranza, a questo governo Schifani, perché obiettivamente ci siamo stancati di svegliarci la mattina e leggere delle notizie che superano ormai l'assurdo. Il collega Cracolici sull'ordine dei lavori mi ha anticipata, ma io oggi ho vissuto in Commissione Affari Istituzionali un momento veramente che tocca assurdità incredibili. Dopo mesi dove sono passati mesi dopo una enorme bocciatura di un disegno di legge sulle elezioni dirette delle province, argomentato per mesi, ci ritroviamo oggi a leggere dalla stampa dichiarazioni del centrodestra che proclama vittoria sul fatto che si è trovata una linea comune, un accordo comune sul riesumare le province, come se in effetti tutto quello che nei mesi precedenti tutti i deputati, il lavoro in commissione e qui in aula non sia esistito. E nessuno, e dico nessuno, in una delle dichiarazioni, se non in alcune parole, do il merito all'onorevole Assenza, ha detto esplicitamente qual è il vero problema delle elezioni dirette delle province, ossia la chiara ed evidente incostituzionalità delle elezioni dirette. Fino a quando non si procederà a Roma, quindi nel Parlamento nazionale, all'abrogazione della legge Delrio che prevede le elezioni indirette.
Quindi alla Corte Costituzionale non interessa e non interesserà del fatto che questo centrodestra non è neanche capace di mettersi d'accordo sui territori per le elezioni indirette. Quindi io chiedo veramente con il cuore in mano, basta, basta. Questa assemblea vuole lavorare su temi seri, i siciliani hanno bisogno di risposte serie su argomenti che ormai sono all'ordine del giorno, parliamo di emergenze siccità, parliamo di alluvioni, non possiamo parlare una volta di disegno di legge sugli enti locali e questa maggioranza dimostra di non avere gli accordi e viene affossato, e poi ritorna di nuovo alle province e poi di nuovo torna il disegno di legge sugli enti locali. È chiaramente una evidente sconfitta di questa maggioranza e io dico, ma lo suggerisco pure a voi, evitatevi l'ennesima umiliazione. Risparmieremmo tutti energie, lavori, possiamo concentrarci su altri temi. Non ha davvero senso e non lo dico perché sono contraria alle elezioni dirette o sono favorevole a quelle dirette o indirette, neanche ci entro nel merito della discussione. Parlo del fatto che questa Assemblea deve iniziare a dimostrare la serietà che dovrebbe. E lo dico, faccio questo intervento perché mi serve che sia da monito per i lavori che succederanno nelle prossime settimane. Perché già da oggi in Commissione Affari Istituzionali abbiamo iniziato a captare quella che è l'atmosfera. Non pensate di mettere fretta a questa Assemblea e a questi deputati. Non vi dovete permettere di dettare tempi che tra l'altro non sono neanche tutelati dal regolamento. Questa Assemblea lavorerà con serietà e con i termini stabiliti dal regolamento, senza accelerare su niente. Non perché nelle stanze dei palazzi vi siete fatti le riunioni per stabilire che le province devono rientrare entro 2 settimane, le elezioni dirette alle province devono rientrare in 2 settimane prima delle elezioni dirette. Non esiste. Che sia chiaro. Grazie. Grazie onorevole Ardizzone. Ovviamente solo per sottolineare e accolgo la sua richiesta che comunque questa Presidenza ha sempre, soprattutto in questi 2 anni, fatto rispettare al massimo i regolamenti e continueremo nel rispetto del regolamento. Onorevole Schillaci, lei voleva intervenire e poi do la parola all'onorevole Burtone e dopodiché, se non ci sono altri interventi... Onorevole Cacolici. Stanno intervenendo i colleghi e poi rinviamo la seduta a martedì. Prego, onorevole Schillaci. Grazie Presidente. Colleghi, Presidente, io intervengo semplicemente per dare contezza all'Aula di una richiesta che ho fatto in capigruppo al Presidente Galvagno di chiedere di calendarizzare un disegno di legge che è un recepimento tout court della legge 56 nazionale che prevede il 40% delle donne in giunta. Questo disegno di legge io l'ho depositato e credo che ce ne siano anche altri, anche da parte di colleghe deputate che sicuramente mi hanno preannunciato che ne depositeranno altri. Perché, Presidente? Perché noi dobbiamo dare e mostrare solidarietà e rispetto alle donne che si sono mobilitate le scorse settimane anche dinanzi al Parlamento regionale per dire che la Sicilia vuole essere non una regione diversa dalle altre. Quindi vogliamo assolutamente che venga recepita la norma nazionale per la presenza e l'alternanza di genere nelle giunte comunali e soprattutto il rispetto al comitato che si è creato spontaneamente e che vede la presenza di donne presenti nei consigli comunali del nostro territorio regionale in maniera trasversale. È un messaggio chiaro e senza alcun dubbio, quindi Presidente noi ci aspettiamo a breve la calendarizzazione di questo disegno di legge. Grazie. Grazie onorevole Schillaci. C'è l'onorevole Burtone e poi l'onorevole Lavardera. Prego onorevole Burtone. E poi l'onorevole De Luca.
Presidente, la sessione estiva si è chiusa con l'approvazione di quest'Aula di un ordine del giorno riguardante la siccità in Sicilia. È stato votato da tutti i gruppi parlamentari, c'è stata un'ampia discussione, c'erano interventi significativi. Una prima parte, ristori per gli agricoltori, per gli operatori zootecnici, un'altra parte riferimenti ad interventi strutturali importanti per la ripresa di un'attività agricola dignitosa e quindi la realizzazione di alcune infrastrutture fondamentali. Devo dire che poi, subito dopo questa approvazione, il mese successivo, ad Ortigia, a Siracusa, si è tenuto il G7 sull'agricoltura con grande enfasi. Io ho seguito attentamente dalla stampa, non sono andato in questa importante assise, però mi sono informato. Non mi pare che si sia discusso minimamente della vicenda agricola siciliana, però subito dopo il G7 abbiamo avuto una serie di dichiarazioni, prima del Ministro delle Infrastrutture, l'onorevole Salvini, il quale ha fatto riferimento alla destinazione per la Sicilia di 90 milioni di euro per alcune opere infrastrutturali importanti, i dissalatori. E poi c'è stato un dialogo, più che un dialogo mi è sembrata quasi una rissa, se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere, tra i governi amici, il governo nazionale e il governo regionale, un battere continuo, un ping pong tra alcuni ministri e il Presidente della Regione su chi non ha operato. Una cosa che va oltre il ridicolo. Ora, io non voglio entrare nel merito di queste questioni, qualcuno dovrebbe tacere e non parlare delle vicende siciliane con l'approssimazione con la quale si parla. Io credo che sia fondamentale discutere di ciò che si realizzi. Ora, siccome il Ministro Salvini in un'altra dichiarazione ha detto che sta lavorando dalla mattina alla notte per la Sicilia, vorremmo sapere di quei 90 milioni per i dissalatori quanti ne siano stati spesi milioni. Ora, Presidente, io che cosa chiedo? Le chiedo, nei limiti del possibile, non so se la Presidenza questo tipo di lavoro li regolarizza, ma si faccia una riunione per evidenziare che cosa si è prodotto con un ordine del giorno. L'Assemblea di un Parlamento, quando definisce un ordine del giorno, non scherza, non è carta straccia, non è sprecare carta, è un indirizzo che viene poi assunto all'unanimità. Ora, io ho altri esempi su cui potrei tornare, che abbiamo approvato degli ordini del giorno all'unanimità e gli assessori li hanno messi da parte, non sapendo che invece dovrebbero seguire in maniera categorica ciò che negli ordini del giorno viene scritto. Ora, per l'agricoltura, lo ripeto, noi vogliamo sapere quanti dissalatori sono stati studiati, si è fatto un progetto e che cosa si intenda fare, anche perché stanno passando i mesi, così come, e concludo Presidente, non voglio prendere altro tempo, c'è bisogno dei ristori. Ci sono queste somme, le diano agli agricoltori e agli operatori zootecnici, anche perché questi non stanno più intervenendo sulle proprie aziende. In questi giorni c'è la trasformazione degli olive in olio, lavorano i frantoi, la produzione dell'olio è al di sotto di un quarto di quello dell'anno scorso. Ora vedremo che cosa accadrà per gli agrumi. Ci sono aziende che sono chiuse, non operano più gli agricoltori. Quello che sta avvenendo a seguito della siccità non è un fatto qualsiasi. Come si parla di un'isola che non c'è, di una Sicilia che sta producendo, ma quale Sicilia? Quale Sicilia? Allora io chiedo che si intervenga sulle opere infrastrutturali. I dissalatori, da quello che si era capito, c'erano 90 milioni. Per detto il Ministro Salvini, e poi si dia questo aiuto agli operatori agricoli e agli operatori zootecnici. Ci sono le risorse, si spendano.
Grazie onorevole Burtone. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lavardera. Prego onorevole. E poi chiudiamo con l'onorevole De Luca. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Desideravo prendere parola relativamente a un articolo di questa legge che avremmo dovuto discutere anche oggi, ma che per l'ennesima volta abbiamo ulteriormente rinviato e, l'abbiamo detto nella scorsa seduta del Parlamento, è diventata l'aula dei rinvii in commissione, no? Praticamente stiamo continuamente rimandando i testi, non stiamo esitando leggi, a parte qualche legge che ovviamente tra l'altro arriva dalle opposizioni, e questo io lo voglio sottolineare. Questo Parlamento ha deciso di fare una sorta di vivere in un limbo quasi di vacanza, che è veramente snervante. È snervante perché poi quando accadono che portiamo in aula dei testi, dentro quei testi ci sono delle aberrazioni, e mi riferisco all'articolo 14, ben diceva l'onorevole De Luca del Movimento 5 Stelle ieri, che parrebbe una sanatoria di eventuali beni confiscati alla mafia che sono in possesso dei comuni e che eventualmente noi vogliamo in qualche maniera dire saniamoli tout court, perché alla fine c'è uno scopo sociale. Allora bene, io la settimana scorsa proprio su questo ho visitato un bene confiscato alla mafia, una villa veramente imponente appartenuta a Scarpuzzedda, il boss greco di Bagheria, a Mongerbino, che è veramente magnifica, una villa sul mare con un ingresso privato al mare, dal punto di vista magnifica dal punto di vista della chi l'ha fatta, ovviamente avendo il mare davanti, dal punto di vista ambientale mostruosa, perché ovviamente non si può pensare minimamente di poter sanare un bene di questo tipo. Ebbene, il sindaco di Bagheria giustamente mi diceva: io non ci posso fare nulla perché è un bene che ha acquisito al patrimonio, devo soltanto abbatterla, spesso e volentieri non ho i soldi per poterla abbattere, e quindi si crea questo limbo. Allora questa regione meravigliosa, questo governo fa una cosa straordinaria, dice: come non le possiamo abbattere, saniamole. E questa è una follia, una contraddizione in termini, perché non possiamo lasciare e far passare il messaggio devastante che siccome c'è un utilizzo sociale del bene confiscato alla mafia, allora evidentemente possiamo anche sanare ville che sono assolutamente un mostro, non solo dal punto di vista ambientale, ma dell'immaginazione, dell'immaginario comune. Cioè, spesso e volentieri si sono abbattute delle ville di ovviamente cittadini comuni, delle case di cittadini comuni, ma siccome è una villa che può essere utilizzata per uno scopo sociale, li dobbiamo lasciare. Chiaramente su questa cosa io, come ovviamente qualche collega l'ha detto, ci opporremo fermamente, perché non possiamo far passare il messaggio devastante che siccome queste ville possono essere utilizzate per un bene sociale dobbiamo eventualmente sanarli in maniera così impropria. È veramente una follia. Allora io su questo vorrei ulteriormente porre un accento. Vorrei porre un accento perché quando questo accade lo Stato ha perso, quando lo Stato non ha il coraggio di prendere di petto ovviamente casi di questo tipo e dire da che parte si sta, e in maniera così puntuale decidere di abbattere quei beni, quei mostri, evidentemente è una sconfitta per tutti. Allora noi vogliamo lavorare nella direzione, lo abbiamo detto anche pubblicamente, di restituire la discesa a mare a Mongerbino, che è un posto meraviglioso dove i stessi cittadini non hanno dove andare al mare perché l'accesso al mare viene impedito da questi ecomostri. Allora noi vogliamo e stiamo lavorando in tal senso per restituire e dare la possibilità ai cittadini di avere l'accesso al mare di questa scalinata, che permette di passare dal bene confiscato, il quale ovviamente apparteneva a un boss sanguinario che è anche tra l'altro responsabile di diversi omicidi anche abbastanza cruenti, e di poter restituire alla collettività quell'accesso al mare. Ma l'idea, come dice l'articolo 14 di questo disegno di legge, di poter sanare le case dei boss solo perché eventualmente non abbiamo il coraggio di poter dire da che parte si sta, o spesso e volentieri, peggio e male mi sento, non ci sono i soldi per poterli abbattere, anziché fare queste leggi che non hanno assolutamente un senso, il governo abbia il coraggio forse di dare i soldi ai comuni per poter permettere l'abbattimento di quelle ville, perché poi chiaramente i sindaci si trovano nella impossibilità di poterlo fare e si crea questi vuoti che sono assolutamente di una democrazia, ovviamente di una tipologia di democrazia impavida, in questo caso di questo governo, che non vuole prendere di petto certi argomenti ma che ci vuole andare alla larga. Allora io ho preso parola per raccontare questo elemento, ma soprattutto per richiamare questo Parlamento, ma come già più volte l'hanno detto diversi colleghi dell'opposizione, a fare norme, a fare leggi, a riunirsi non soltanto per discutere e per disquisire le leggi finanziarie ed eventualmente
a chi dobbiamo destinare quei soldi e quegli altri soldi, ma fare delle veramente leggi che possono rispondere ai bisogni dei siciliani, perché è un Parlamento stantio, chiuso su se stesso, e che quando il governo, la maggioranza prova a portare in quest'Aula una legge non ha i numeri per poterle esitare e deve accettare eventualmente di poter fare ulteriori rinvii. Ora, davanti a questo stato dell'arte, io veramente da deputato di primo conio in questo Parlamento vorrei invece lavorare affinché si potessero portare ovviamente leggi importanti. Grazie Presidente. Grazie onorevole Lavardera. Ultimo intervento dell'onorevole Antonino De Luca. Prego onorevole. Grazie Presidente. Presidente, io vorrei invitare il Parlamento, ma soprattutto la maggioranza e il Governo, a una riflessione. Che il contesto che forse se calma i colleghi magari... Scusate colleghi, se possiamo ascoltare l'intervento del collega. Grazie. Io vorrei prendere spunto da quello che è successo ancora una volta, che sta bloccando e anche comportando non solo una perdita di tempo, ma anche una spesa importante per l'Assemblea regionale, perché per l'ennesima volta siamo stati convocati senza che quest'Aula si avvii una discussione sul testo di legge che è posto all'attenzione parlamentare. Ancora una volta fondamentalmente si sospendono i lavori. E vorrei invitare da questo punto di vista la maggioranza a chiarirsi con se stessa, perché quello che normalmente è un fatto sporadico in questa legislatura sta diventando un fatto quasi abituale. Cioè qui ormai prima di entrare in aula ci si chiede che si fa oggi, niente come al solito, si rinvia. E si rinvia sempre perché non c'è mai accordo, soprattutto all'interno della maggioranza, perché che l'opposizione non sia d'accordo con la maggioranza è quasi un fatto fisiologico, naturale tante volte, se no non saremmo due parti contrapposte al momento in cui ci presentiamo agli elettori. Il problema è quando poi all'interno della maggioranza, che dovrebbe essere in teoria unita da un programma e da una comune visione e negli strumenti che porta in aula e nell'attuazione del programma, invece vi è un'insanabile divisione al punto tale da dover costringere spesso e volentieri i provvedimenti a tornare in commissione oppure a essere rivalutati dopo 1 o 2 a seconda settimane di pausa, come già è successo per esempio con il disegno di legge enti locali o in altre occasioni. Anche perché spesso, vede, per cercare di sanare queste contrapposizioni, la soluzione non è quella di trovare un accordo politico sul merito di ciò che si vuole fare. Spesso l'accordo viene trovato sul va bene, facciamo entrare quest'altro articolo, va bene, facciamo entrare quest'altro emendamento, infischiandocene di quelle che sono le norme basilari del procedimento legislativo. E per fare l'ultimo recente esempio è proprio quello che insieme al Movimento 5 Stelle abbiamo denunciato ieri, è l'articolo 14 che prevederebbe la sanatoria degli immobili confiscati alla mafia. Perché vede, quell'articolo cosa dice? Che se il mafioso ha costruito l'immobile l'anno scorso e gli è stato sequestrato adesso, noi lo possiamo sanare. Quindi neanche ci sono cose che sono lì buttate da 50 anni, da 70 anni, da 100 anni, o subito dopo che è entrato il divieto di edificare sulle coste. Possono essere anche immobili fatti recentemente e questo va totalmente in contraddizione con la normativa nazionale che prevede appunto il divieto assoluto di edificazione. E se una norma simile passa, partendo dal presupposto che gli uffici di commissione, quelli che ci assistono, non sono preparati, sono iperpreparati, noi anche glielo vado a chiedere, so che gliel'hanno detto,
ma poi la politica ha forzato, perché se no il provvedimento magari non arrivava qua, poi dopo che arriva qua e scopriamo gli altarini lo facciamo tornare indietro. E allora occorre, Presidente, che l'Ufficio di Presidenza anche responsabilizzi i Presidenti di Commissione affinché, se un determinato articolo ha delle evidenti e manifeste illogicità o illegittimità, che non arrivi neppure in aula, perché ci dobbiamo anche risparmiare l'indecoroso spettacolo di un deputato che sale sullo scranno per fare notare simili nefandezze a tutto il popolo siciliano, che noi magari le conosciamo, ma far capire quanto vergognoso a volte e basso è il terreno su cui si trova l'accordo, che non è politico e numerico, è veramente disgustoso. Se proprio, dato che il Presidente Schifani tra l'altro per ora parla di grandi temi, dice bisogna discutere di grandi temi, apriamolo un grande tema sui beni confiscati alla mafia che andrebbero abbattuti. In finanziaria costituiamo un fondo, quando il Comune deve abbattere un immobile, gli diamo i soldini e lo abbattiamo. Questo fa una regione seria che vuole affrontare seriamente il problema degli immobili da abbattere, così non esponiamo i nostri sindaci al contatto diretto con questo tipo di operazioni che a volte non è semplice, soprattutto nelle piccole comunità. Facciamo vedere che siamo accanto ai nostri amministratori locali e soprattutto facciamo quello che lo Stato dovrebbe fare in queste occasioni. Grazie Presidente. Grazie onorevole De Luca. Colleghi, la prossima seduta è convocata per martedì alle ore 15 con l'ordine del giorno già stabilito. La seduta è chiusa.